Allora, l'autonomia rimane quella che è la madre di tutte le battaglie e ovviamente io in questa elezione, dove sono chiamata a ritornare a Roma dopo 5 anni, tornerò con molta più determinazione, ma soprattutto con questo desiderio grandissimo che non è solo il mio desiderio, ma è il desiderio di tutti i veneti di portare a casa l'autonomia. Purtroppo questi 5 anni hanno fatto sì che la Lega non si trovasse mai in un governo di centrodestra, mentre invece adesso abbiamo questa occasione e dobbiamo lavorare per questo e lo dobbiamo fare perché nel programma del centrodestra c'è un accordo di arrivare a ottenere l'autonomia del Veneto e pertanto deve essere anche un motivo importante per i veneti per andare a votare. Cioè, io posso anche capire che c'è l'amarezza nel vedere che dopo 5 anni non siamo riusciti a ottenere quello che è stato richiesto, ma non dobbiamo dimenticare che l'apparato romano fa delle fortissime resistenze, così come lo fanno altri partiti, e voglio ricordare che il primo governo è stato fatto con la Lega e i 5 Stelle, ma da parte dei 5 Stelle non abbiamo sicuramente avuto una mano. Poi si è succeduto un governo dove la Lega era all'opposizione e sono cambiati i giochi perché non si è più trattato di ragionare su un'intesa tra Stato e Regione per l'autonomia, ma di una legge quadro, e ora si va verso la parlamentarizzazione, che vuol dire che l'autonomia viene portata in Parlamento. Allora serve che davvero ci sia una pattuglia, una flotta di parlamentari veneti e la Lega su questo è assolutamente una garanzia e una certezza che quando sarà ora veramente battaglieranno fino in fondo per portare a casa il risultato. Un risultato che possiamo ottenere anche convincendo le altre regioni e gli altri partiti della bontà di questo progetto, che vuol dire assolutamente responsabilizzare le amministrazioni per essere più efficienti nei confronti dei cittadini. Allora, siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una ragosta da 3 kg, questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia ma praticamente dell'intero territorio nazionale.